che è l'in-house della provincia di Trento per tutti i servizi informatici, e in particolar modo mi sono occupato dello sviluppo dell'Integrated Transport System a supporto del trasporto pubblico locale in provincia di Trento. Adesso vi condivido la presentazione. Un secondo. La vedete tutti? Sì, sì. Mi date conferma? Perfetto. Ecco, appunto la nostra soluzione di bigliettazione elettronica in provincia di Trento, che diciamo a supporto del trasporto pubblico locale e l'implementazione di servizi innovativi in tecnologia IoT. Ecco, il servizio intermodale MIT, diciamo, consente di gestire la bigliettazione su tutta la provincia di Trento, che ha una flotta di circa 700 mezzi su gomma, gestisce una funivia e alcune stazioni di Trenitalia, ad uso esclusivo di Trenitalia ovviamente, e altre linee su ferro in Valsugana e Trento Malé. E il progetto ha consentito di ottimizzare tutti i trasporti nella provincia di Trento, appunto favorendo l'integrazione. A supporto dell'utenza è stata creata un'app che abbiamo denominato Muoversi in Trentino, che offre ai cittadini un servizio di migliore del trasporto, consentendo una visualizzazione su mappa cartografica in tempo reale della localizzazione dei mezzi, che sono stati dotati tutti di opportuna antenne GPS e centraline di comunicazione TLC, che tramite appunto la rete mobile comunica ad intervalli regolari la posizione del mezzo alla centrale, al sistema centrale. La tipologia di servizio che è stata fatta con la provincia di Trento diciamo, è finalizzata all'intermobilità e prevede titoli di viaggi sia di corsa semplice che carta scalare o anche abbonamenti su supporti che vanno dal cartaceo in fase di progressiva eliminazione e elettronico sia smart card che chip on paper, oppure anche mobile tramite opportune app. In questo modo viene realizzata una completa integrazione tariffaria grazie appunto all'adozione di questo sistema di bigliettazione elettronica. La carta scalare è un borsellino ricaricabile e diciamo che è stato implementato all'inizio del servizio ancora quando i mezzi diciamo, non comunicavano in tempo reale con la stazione centrale e consente di applicare delle tariffe sulla base delle tratte chilometriche e anche per gli utenti dare delle tariffe agevolate con delle scontistiche calcolate sulla base appunto del più viaggi meno paghi. Esistono poi delle carte turistiche che consentono una ripartizione puntuale dei proventi in base alla validazione delle stesse e sulla base di una tariffa forfettaria concordata con Trentino Marketing, che è appunto l'ente concedente. Esiste poi un'altra modalità di ticketing elettronico che è implementata appunto con le app mobile, che si basa sulla tecnologia QR code o NFC presente sui bus e nelle stazioni delle tratte sia di Trenitalia che delle tratte gestite direttamente da Trentino Trasporti. Questa app insomma introduce un nuovo paradigma end-to-end dell'infomobilità in quanto, cosa molto apprezzata dall'utenza, fornisce informazioni in tempo reale, consentendo quindi di capire diciamo, i ritardi effettivi dei mezzi, delle corse su tutto il territorio. È stata particolarmente apprezzata in ambito extraurbano appunto nel collegamento delle vallate con il capoluogo. Introduce i concetti di context awareness, nuovi servizi mirati contestualizzati sulla base delle informazioni dei viaggiatori, ovviamente un touch point, un nuovo canale di accesso ai servizi integrato con i canali tradizionali.
E quali sono i servizi di questa app? Che è stata realizzata con, diciamo, sviluppando la piattaforma Muva di Almaviva su un'architettura IoT Giotto che integra appunto i dati provenienti dagli open data con il rilevamento in real time effettuato dalle centraline sui sistemi a bordo mezzo. E quindi la localizzazione del mezzo lungo tutto il percorso viene visualizzata sulla mappa cartografica in tempo reale con dei ritardi di qualche, diciamo, millisecondo col sistema centrale di secondo sulle device e attraverso appunto un sistema di tracciamento veicoli. È quindi disponibile un travel planner informativo che, diciamo, oltre a fornire appunto il percorso, definisce anche consente di veicolare all'utenza l'informazione sul ritardo del mezzo. Le informazioni dell'utenza dell'app sono diverse, non c'è solo la disponibilità dei mezzi, le fermate, i punti di interesse, ma ci sono anche informazioni relative per esempio ai parcheggi di car sharing e agli stalli di bike sharing, in modo che possa esserci una pianificazione della tratta end-to-end, la parte diciamo tramite il trasporto pubblico locale e anche di un'eventuale tratta finale o iniziale mediante l'utilizzo di biciclette messe a disposizione dalla provincia autonoma di Trento. E, per ogni mezzo vengono mostrate quindi le informazioni del servizio in corso di svolgimento ed eventuali allarmi diagnostici catturati dal sistema a bordo. È stata infatti fatta un'integrazione con la centrale unica delle emergenze, la CUE della Protezione Civile, tale per cui a fronte di, diciamo, un'emergenza di sicurezza pubblica che purtroppo in questi ultimi anni si sono verificate, consente all'autista semplicemente pigiando un opportuno tasto sul terminale di inviare un messaggio, una chiamata di emergenza alla centrale unica appunto di emergenze che, avendo a disposizione la soluzione di fleet management, riesce anche a individuare la posizione in tempo reale del mezzo e in alcuni casi a inviare le forze dell'ordine per risolvere i problemi di sicurezza. Ecco, questa è un po' la descrizione dell'app experience, in cui è possibile nell'app dell'home page appunto verificare la geolocalizzazione del mezzo, quindi scegliere la fermata e la relativa stazione, scegliere la linea e verificare il ritardo del mezzo per capire appunto quando arriverà, eventualmente anche controllare eventuali notifiche o segnalazioni eventualmente di scioperi o deviazioni delle linee in caso di lavori sulle strade. Ecco, e qui è possibile sempre selezionare il trasporto di interesse, se è tipo urbano, extraurbano, oppure se si parla di ferrovie e funivie, selezionando anche qui le linee e memorizzando soprattutto le preferenze, altro servizio apprezzato, in quanto consente agli utenti di individuare rapidamente all'attivazione dell'app quali che sono le linee di interesse, particolarmente apprezzato dai pendolari in particolar modo. Ecco, e questo è il Travel Planner integrato che è basato su tecnologia Google, che permette quindi di pianificare la miglior soluzione di viaggio, mostrando tutte le possibilità del percorso origine e destinazione. Si imposta ovviamente l'origine, si sposta la destinazione e a quel punto vengono mostrati sull'app tutte le possibilità del percorso combinate, quindi trasporto pubblico e bike sharing, e a quel punto selezionare il percorso prescelto, controllando appunto tutte le indicazioni con i relativi ritardi su alcune eventuali corse. Quali sono stati i risultati raggiunti? Ovviamente informazioni in real time sulla flotta di veicoli disponibili, ad uso non soltanto dell'utenza finale, ma anche delle stazioni operative di controllo centrale, delle push notification di informazioni agli allarmi, e anche questo ha consentito, diciamo, di espandere il mercato, di diversificare gli utenti finali. La parte innovativa delle soluzioni è stata di utilità soprattutto al gestore, in questo caso Trentino Trasporti, che ha delle funzionalità di monitoraggio nella sala operativa, grazie appunto anche allo sviluppo di un'interfaccia di fleet manager particolarmente accattivante, diciamo, che è risultata molto facile, di facile utilizzo, che consente quindi di visualizzare sulla cartografia tutti i bus mappati in tempo reale, con tutte le informazioni anche del mezzo, dell'autista, del cellulare dell'autista, per eventuali
per potenzialmente contattarlo in caso di problemi, di visualizzare le notifiche degli allarmi diagnostici dei mezzi e anche degli eventuali allarmi, la traccia del percorso e tenere traccia ovviamente di tutto il rilevamento diagnostico e tutto storico degli allarmi. La visualizzazione della linearizzata della corsa, che consente di capire anche rapidamente quindi in quale fermata si trova il mezzo, e l'avanzamento in tempo reale. E può essere, diciamo, da questa piattaforma possono essere attivate delle webcam installate a bordo mezzo, e ovviamente anche lì gestire eventuali problemi di sicurezza, selezionare dei bus sulla base, diciamo, fare delle selezioni di tipo cartografico, diciamo, individuando delle aree per verificare quali sono i mezzi presenti in quell'area selezionata ed avere quindi un'immediata evidenza di quello che sono lo stato dei bus. Ecco, io avrei finito la mia presentazione, vi ringrazio a tutti quanti. Grazie, molto interessante il sistema che avete implementato. Faccio subito una domanda così magari poi lasciamo spazio agli altri contributi. Visto che si parla sempre più, diciamo, spesso appunto di piattaforme integrate e della possibilità poi comunque di rendersi interoperabili, se avete pensato anche alla possibilità di interagire con altre piattaforme in maniera tale che si possa, e quindi poi come conseguenza se avete poi implementato delle API o comunque delle possibilità di interagire con la vostra piattaforma di pagamento. Allora, è uno dei progetti, ci sono diversi progetti evolutivi che non ho illustrato perché sono in corso di realizzazione. Ecco, la prima è l'integrazione con la centrale semaforica delle Comuni di Trento. Visto che noi abbiamo sulla piattaforma IoT centrale la posizione in tempo reale dei mezzi, riusciamo integrandosi con la piattaforma di preferenza semaforica, a far, diciamo, attivare il verde in tutti i semafori sul territorio del comune in modo da velocizzare quelli che sono le corse del servizio di trasporto su gomma. Questo è un progetto che è già in corso, non è ancora stato realizzato, quindi non l'ho inserito nella presentazione perché mi piace no, immagino. I progetti già conclusi. Certo. E altre integrazioni sono state fatte a livello di dati, abbiamo integrato tutti i dati che sono raccolti con una piattaforma di business intelligence che si chiama ClickSense, e anche questo è un progetto che stiamo concludendo per avere dei cruscotti, delle dashboard informative su tutto quello che è il viaggiato, anche su più anni, con delle viste, diciamo, particolarmente accattivanti dal punto di vista di grafico e sintetiche, per consentire ai vari dirigenti della provincia di fare delle valutazioni di tipo strategico ai fini dell'ottimizzazione della governance. Va bene, grazie. Grazie. Io lascerei adesso subito lo spazio al secondo contributo di Salvatore Monreale del SISPI di Palermo, così passiamo da nord a sud in Sicilia, dove sicuramente farà molto più caldo di quello che fa qui a Verona, e ci parla delle loro esperienze. Tra l'altro so che Palermo è anche impegnata quest'ultimo anno nella realizzazione e nell'ampliamento della rete tranviaria, quindi insomma penso che abbiate un bel po' di cose da raccontarci. Prego, Salvatore Monreale. Spero che sia presente, ovviamente. Fammi vedere un attimo. Ecco. Dunque, io ce l'ho però allora facciamo così. Intanto saltiamo, che magari ha sbagliato tavolo. Al collega Gaetano Ratto. Oh, eccolo qui. Buongiorno Ratto, della Regione Campania Consorzio Unico, che Bene. ci parla invece della loro esperienza molto interessante sull'integrazione tariffaria. Prego. Grazie. Allora, condivido innanzitutto lo schermo. Ecco, per favore, se mi date riscontro che è ben visibile a tutti.
In questo momento no, vedo ancora il suo volto, però non vedo la condivisione sullo schermo. Sono delle slide? Sì, ci riprovo. Un attimo. Provi a scegliere la finestra. Oh, perfetto, ci siamo. Grazie. Eccoci, grazie a voi, grazie dell'invito. Esprimo innanzitutto il mio apprezzamento per gli interventi che mi hanno preceduto, sia quelli della prima sessione, sia quello che ho ascoltato da ultimo da Trentino Mobilità. Devo dire, io adesso svolgerò alcune considerazioni sulla nostra esperienza nella regione Campania, cercando poi di collegare possibile la presentazione della nostra esperienza ai temi molto significativi nei quali ci rivediamo senz'altro, riferiti appunto ai progetti che abbiamo ascoltato. Unico Campania, il nostro è un consorzio di imprese, raccoglie le imprese che sono presenti nella regione Campania e che hanno un contratto di servizio con la regione Campania, con diciamo quelli di maggiori dimensioni. C'è un limite quantitativo perché l'adesione all'integrazione tariffaria diventi obbligatoria, ma stiamo registrando ovviamente anche un grande interesse da parte delle aziende più piccole, non obbligate a tanto a partecipare appunto all'integrazione tariffaria. Il nostro consorzio, diciamo, ha origine molto diciamo indietro nel tempo, perché nasce nel 94, quando l'integrazione tariffaria era soltanto limitata all'ambito urbano di Napoli, via via si è estesa, come vedete, nelle tappe che vi presento, e oggi comprende 17 aziende del trasporto pubblico locale con numeri che sintetizzano, rappresentano il 100% dell'offerta del ferro e una percentuale molto vicina al 100% anche per il trasporto su gomma. Evito, diciamo, di entrare nei dettagli della storia del consorzio, delle tappe molto importanti, perché siamo passati, diciamo, da un sistema di bigliettazione di tariffa integrata esclusiva che diciamo dal 2008 dal 2003 fino ad una parziale inversione di tendenza a partire dal 2014, quando è stato deciso che accanto al titolo integrato le aziende potessero emettere anche titoli aziendali. Quindi in questo momento nella nostra regione coesistono i due sistemi di tariffazione. Il ruolo del consorzio, lo dicevo prima, il consorzio è costituito soltanto da imprese del trasporto pubblico locale, quindi non vi è la presenza di enti locali piuttosto che della regione Campania. Le funzioni del consorzio sono quelle evidentemente legate alla gestione dell'intera filiera della bigliettazione, tanto, diciamo, a partire dal 2015, tanto della bigliettazione integrata, caratteristica, diciamo, della nostra regione, tanto di quella aziendale. Quindi il consorzio di fatto svolge dei service anche a vantaggio delle singole aziende per quanto riguarda i titoli aziendali. In particolare i riferimenti normativi sono questi della legge regionale del numero 3 del 2002, dove in particolare l'articolo 7,4 bis prevede, appunto, riconosce il Consorzio Unico Campania, che è un consorzio, un ordinario consorzio, diciamo, di diritto privato
di cui all'articolo 2602 e seguenti del Codice Civile, come ente gestore dell'integrazione tariffaria regionale e delle agevolazioni tariffarie di cui al presente articolo. Vedete che in realtà non si configura come un vero e proprio consorzio obbligatorio, perché piuttosto è definito la propensione e in questo l'obbligo per il consorzio di assicurare la partecipazione a tutte le aziende operanti nel trasporto pubblico locale della regione, con una particolarità che non vediamo in questa slide, che è rivolta anche alla possibilità di estendere l'integrazione anche alle aziende del mare. Da ultimo, ma questa è una connotazione diciamo di cui andiamo particolarmente fieri, il titolo presente in Regione Campania assume la medesima diciamo denominazione del consorzio e si viaggia con Unico Campania, quindi è una ulteriore connotazione per sottolineare come l'indirizzo regionale da sempre, in maniera costante, a partire, come dicevo, dal 1994, è verso l'integrazione tariffaria, alla quale ovviamente corrisponde anche un'integrazione dei servizi per quanto possibile. Vedete qui una slide colorata con i marchi di tutte le aziende partecipanti. Tra queste voglio sottolineare la presenza sia di aziende pubbliche, sia di aziende private, sia anche del vettore nazionale Trenitalia o di Bussitalia, che ugualmente hanno evidentemente una competenza nazionale. Brevemente, per rappresentarvi anche quello che può sembrare a chi non conosce la nostra realtà una incoerenza, quella della coesistenza della tariffazione integrata con quella aziendale. Vedete che vi ho riferito che dal 2014 si è ritornati ad una coesistenza del sistema della bigliettazione integrata con quella aziendale, e vedete come questo costituisca uno spartitraffico nella nostra esperienza, perché se in precedenza purtroppo il ciclo di vita del titolo integrato in via esclusiva mostrava dei chiari segni di flessione, con la ripresa diciamo della responsabilità diretta delle aziende anche della commercializzazione di titoli aziendali, come il sistema complessivo del trasporto pubblico locale nella nostra regione ha visto una significativa inversione di tendenza. Evidentemente non riporto i dati del 2020 perché ai noi questi sono quelli che condividiamo in tutta Italia e direi in tutto il mondo, della flessione gravissima legata appunto alla pandemia. Evito diciamo i particolari anche della nostra della grafica e dei nostri supporti, per rappresentarvi come anche nella nostra regione evidentemente il tema, così come è stato brillantemente esposto nelle esperienze delle altre regioni, è stato sviluppato anche in maniera molto decisa. E qui vi appunto rappresento, cerco di entrare più nel vivo del tema della giornata di riflessioni della regione, promossa dalla Regione Veneto, per dirvi che in realtà noi un tema di condivisione dei dati innanzitutto tra le aziende consorziate l'abbiamo sempre avuto, perché appunto prevedendo nella nostra regione il biglietto integrato è evidente che i dati del trasporto svolto dalle singole aziende, questi dati è patrimonio comune a tutti gli attori del trasporto pubblico locale, a tutte le imprese del trasporto pubblico locale. Qui puntualizzo questo perché nella prima parte, appunto, nella prima sessione, ho sentito un'espressione un'affermazione che
vorrei, diciamo, chiarire insieme a voi, e cioè che il dato è di proprietà dell'ente pubblico. Il professore Longo poi ha specificato che in realtà occorre una definizione più chiara dei ruoli e protocolli d'intesa che devono effettivamente chiarire anche gli aspetti della proprietà del dato, e questo è un tema sul quale vorrei, diciamo, puntare la mia attenzione, visto che in realtà i dati che si raccolgono in ambito del trasporto pubblico locale sono innanzitutto quelli, diciamo, dell'anagrafica dei nostri utenti, sono quelli magari più particolari nel caso di agevolazione, di condizioni di svantaggio in relazione a particolari agevolazioni, o piuttosto, per quanto riguarda invece la parte della esperienza di viaggio di ciascuno, evidentemente in fase di validazione, come abbiamo visto, questi sistemi, compreso il nostro, che si avvicina a questa funzionalità, evidentemente acquisiscono il dato in relazione a ciascuna card, immaginando questo supporto, del viaggio, check-in, check-out, e questa diciamo, informazione assolutamente di carattere personale è innanzitutto un'informazione che è di proprietà delle aziende, non è di proprietà. Chiedo scusa Ratto se la interrompo, volevo solo chiederle cortesemente di stringere, perché entro mezzogiorno abbiamo altri 2 contributi. Grazie. Brevemente, per rappresentarvi quanto le pregevoli diciamo, illustrazioni di funzionamento di sistemi così sofisticati, così come quelli che noi stiamo mettendo in campo, legato alla funzionalità dell'app, alla funzionalità del sistema IMV, che riguarda ancora più, in maniera più diciamo protetta appunto lo strumento carta di credito, richiedono una precisa definizione della governance, alla quale del trattamento dei dati, e quindi è evidente che non può l'ente locale dirsi proprietario del dato, o meglio, in ambito privacy, titolare del dato. E quindi quelle definizioni di protocolli. Dottor Ratto, chiedo veramente scusa per l'interruzione. Mando il signor Bettini al tavolo 1, che mi risulta essere il suo tavolo, domando scusa. No, assolutamente. E quindi per dirvi come, accanto alla difficoltà tecnica, alla complessità tecnica dell'informatica, in particolare di progetti così complessi con tanti attori, vi è una significativa complessità che va risolta in maniera molto attenta, che riguarda appunto il tema della privacy. Per cui, e vi dico come in Campania stiamo procedendo, sulla base anche del principio generale della minimizzazione dei dati, che è un principio obbligatorio in materia di trattamento dei dati, è evidente che l'ente locale, un po' da noi la Regione Campania, è giusto che per le sue finalità di programmazione abbia diretta conoscenza dei dati, ma questi devono essere fortemente mediati attraverso appunto protocolli di intesa che regolano sul piano amministrativo la gestione di questi dati, sul piano diciamo informatico, con una scrematura diciamo, e anonimizzazioni, per dire la cosa più semplice, ma anche diciamo, una scrematura di quelli che sono i dati, che non sono affatto di proprietà della regione, essendo patrimonio delle aziende, e che peraltro non sono neanche singolarmente significativi per l'ente pubblico. Quindi nella nostra esperienza diciamo, agli accordi con l'agenzia regionale, con la regione, sull'utilizzo dell'importantissima infrastruttura messa a disposizione dalla Regione Campania, che è appunto il sistema di vendita regionale,
realizzato dalla società Almaviva, accanto, diciamo, all'aspetto amministrativo contrattuale con la Regione Campania e con Acamir, vi è tutta la parte, diciamo, di gestione del dato, meglio dei dati personali, che se possibile ha la medesima complessità o forse ancora superiore rispetto a quello molto importante del fatto tecnologico. Termino davvero saltando sicuramente tutte le numerose slide in cui evidentemente sono descritte e che metterò evidentemente a disposizione degli organizzatori per una diffusione. Termino rappresentando appunto la complessità che da ultimo stiamo affrontando, oltre all'app di cui scorro brevemente le caratteristiche degli abbonamenti gratuiti agli studenti. Ecco, questo che è la frontiera che ormai stiamo traguardando, che è il progetto IMV unico, che rappresenta la soluzione di pagamento attraverso carte di credito non limitato ad un'azienda, ma all'intero territorio regionale, e non solo quindi con la gestione di un sistema unico di bigliettazione elettronica, ma anche quello di Trenitalia, che a sua volta sta sviluppando un sistema IMV autonomo. La nostra frontiera è appunto quella di avere piena interoperabilità tra sistemi, un sistema regionale come quello gestito da Unico Campania, quello nazionale gestito appunto di proprietà di Trenitalia. Sperimentazione che stiamo portando avanti nella nostra regione, che anche questo di una complessità tecnica molto importante. Termino facendo un accenno appunto alla complessità del sistema che gli attori tecnologici delle aziende del trasporto pubblico locale conoscono bene, ed è il nostro, diciamo, progetto di questo momento di grande attualità, che è appunto il MaaS, Mobility as a Service, che prevede appunto l'interoperabilità tra gli operatori del trasporto pubblico regionali e tutta la parte sia di collegamento marittimo, sia dei musei e siti archeologici, per noi fondamentali, sia evidentemente l'interscambio con la mobilità privata. Io vi ringrazio Grazie. Molto interessante e molto esaustivo. Visto che si è collegato il collega Salvatore Monreale di Palermo, darei subito la parola a lui, così poi possiamo chiudere con l'ultimo intervento del collega Fioroni del Comune di Trento. Diciamo 5-6 minuti massimo a testa, e così poi possiamo concludere. Allora, prego, Monreale. domando scusa, a livello di tempistiche abbiamo tempo fino alle 12:15, dopodiché magari chiudiamo gli interventi, abbiamo qualche minuto proprio per le domande, perché alle 12:20 il sistema automaticamente ci rimanderà alla plenaria. Ok, allora diciamo 7-8 minuti a testa, così poi magari facciamo un giro di tavolo. Grazie. Prego, Monreale. Molto volentieri, grazie, buongiorno a tutti. Io provo a raccontarvi un attimo l'esperienza della città di Palermo, che diciamo si inquadra dal punto di vista delle risorse nell'assetto del programma di finanziamento POMmetro, e che ha messo in piedi già da qualche anno una serie di azioni abbastanza concorrenti verso una visione particolarmente smart, diciamo, soprattutto della componente mobilità. Il tema che in qualche modo provo a illustrare riguarda la contestualizzazione del sistema di trasporto pubblico in una diciamo, infrastruttura più allargata a livello urbano di sistemi deputati al monitoraggio e controllo della mobilità stessa. Quindi parliamo di un progetto attualmente in corso anche con la collaborazione di Almaviva, che è fortemente focalizzato sul tema del sistema WEM, telecontrollo, sistemi di bordo, con una serie di accessori
che estendono un po' le originali funzionalità della gestione della flotta, con la quale naturalmente poi saranno sincronizzati i servizi di infomobilità e quant'altro. Questo progetto, che ha una sua connotazione ben chiara e anche abbastanza riconoscibile nella storia di altre città e che hanno già sviluppato progetti in analogia a questi e portati a compimento, abbiamo provato, diciamo così, a inserirlo in un contesto più dinamico di città, dove attraverso ormai la capacità dei servizi di interoperare tra di loro, questo sistema dialoga e dialogherà, per la verità, con una articolata e complessa rete di sensori. Una di queste è la rete degli impianti semaforici, che in parallelo al progetto per la parte più specificatamente orientata al trasporto pubblico e naturalmente riguarda una serie di regolamentazioni e gestioni della rete semaforica collegate in qualche misura anche col trasporto pubblico per garantire quelle logiche di preferenziamento del trasporto pubblico. Ancora di più, quindi questo di inquadramento generale, poi un po' commentiamo su alcune delle caratteristiche e dire più degli impatti non solo organizzativi ma anche tecnologici. Quindi come inquadramento queste infrastrutture, il sistema per il trasporto pubblico annegata, diciamo, in grado di dialogare in un contesto di rete urbana della rete semaforica, naturalmente viene ulteriormente compendiata, questo nel perimetro del progetto, da un sistema a sua volta asservito specificatamente al controllo delle ZTL e in una grana ancora più ampia, userei questa terminologia, immerso in un sistema di videosorveglianza intelligente, diciamo, della città, quindi fra le altre cose anche in grado di monitorare e controllare flussi di traffico. Questo è un po' la caratteristica del progetto che stiamo portando avanti. Naturalmente è un progetto che diciamo dal punto di vista degli impatti organizzativi ha dato luogo sin dall'origine alla necessità di... Chiedo scusa a Monreale se la interrompo un attimo. Lei sta parlando a braccio, vero? Non sta presentando slide? Sì, no, non sto presentando. Ah, perfetto, no, perché ad alcuni era venuto il dubbio se qualcosa non stesse funzionando. No, grazie. Prego, prego. Nei margini, diciamo, di restare assolutamente entro il tempo, preferivo un racconto più che un consolidamento di alcune esperienze che stiamo portando avanti in città. Quindi dicevo, da un punto di vista dell'assetto organizzativo, in parallelo a questi 4 ambiti di intervento specifici concorrenti ai quali ho fatto cenno, la città si sta attrezzando per mettere in piedi quella che chiamiamo una control room, cioè una capacità di non solo in chiave di monitoraggio e gestione dei singoli impianti, ma anche in termini di pianificazione dei servizi, di fare da raccolta dati per dashboard, diciamo, in qualche modo di supporto alle decisioni che concorrano a definire politiche per il trasporto pubblico e soprattutto per la mobilità di livello urbano abbastanza interessanti. In questo perimetro, diciamo, l'interoperabilità tra le banche dati costituisce, come è noto a chi anche magari ha già abbondantemente sviluppato progetti e processi di questo tipo, un'ambiguità di fondo abbastanza interessante. Cioè, questo è un mondo nel quale diciamo, le potenzialità certamente presenti dal punto di vista tecnologico poi molto spesso scontano una necessaria come dire, capacità di raccordo operativo che ha naturalmente una serie di impatti non trascurabili. Non c'è dubbio che questo progetto, oltre a una forte focalizzazione rispetto a quello che è il tema della mobilità, ha l'ambizione di collegare adesso un po' iniziative più a vasto raggio, se vogliamo, che già operano all'interno della città e che classificherei come organizzazione della viabilità cosiddetta dolce, quindi in prospettiva quella di offrire attraverso anche una serie di servizi a cittadini, a app per le quali alcune delle quali già
in esercizio, non solo la possibilità ovvia di dematerializzare, comprare il biglietto e quant'altro, ma anche di organizzare una capacità di movimento all'interno della città articolata tra car sharing, bike sharing, monopattini, insomma tutto ciò che oggi è l'armamentario di cui le città progressivamente dispongono e per le quali si attrezzano. In questa dimensione di progetto fortemente finalizzato, diciamo, a un tema della mobilità, e stavo trascurando di rappresentare come nel contesto della control room, un po' che fa da collettore rispetto a tutto questo, siano state approntate, diciamo, le necessarie piattaforme per logiche di big data analysis, video analysis e quant'altro che consentano di fornire incessantemente, diciamo, flussi di informazioni da elaborare. Tutto questo perimetro si proietta in una dimensione che sarà operativa a partire dall'anno prossimo, nel quale questo sistema della mobilità integrato nei termini in cui rapidamente ho cercato di illustrarlo, diventa di servizio, diventa un servizio, come dire, articolato e composito, a supporto però, diciamo, di altri ambiti tematici di particolare rilievo per la nostra città, in particolare quello del turismo. Quindi l'idea di fondo è di organizzare il sistema del trasporto in modo da dare un'efficienza, il sistema della mobilità urbana in modo da garantire un'accessibilità oltre che un'efficienza, perché questa, come dire, oltre al valore implicito che rappresenterebbe per la qualità dei servizi e della vita dei cittadini in questa città, costituisce anche un presupposto per un'offerta in un contesto più integrato, quale quello per esempio della carta turistica o della carta dei servizi, in cui la componente mobilità è parte, diciamo, di servizio rispetto alla fruizione di quella che è la ricchezza del territorio. In questo contesto, diciamo, la interazione è anche con partner tecnologici di sicura diciamo, esperienza, e peraltro tra questi molti presenti nelle varie sessioni di lavoro di cui oggi ci stiamo occupando, certamente arricchiscono con know-how ed esperienze il progetto che stiamo cercando di portare avanti, però, come dire, con la consapevolezza che l'ambito della interazione tra questi temi è spesso un po' più articolato di quanto, come ripeto, magari è nell'esperienza comune, di quanto appaia sulla carta. Ed è un po' il tema centrale sul quale stiamo cercando di focalizzare l'attenzione in questa fase abbastanza operativa che è attualmente in corso nella nostra città. Io non estenderei ulteriormente, diciamo, i contenuti, naturalmente per la fase in cui servisse qualche approfondimento, qualche chiarimento, e lascio spazio, diciamo, agli interventi successivi, ringraziandovi per l'attenzione. Grazie, grazie, molto esaustivo. Lascerei l'ultimo intervento, l'ultimo spazio a Giacomo Fioroni del Comune di Trento, così ci illustra un po' le loro esperienze in quest'ambito. Prego, Giacomo. Bene, grazie. Allora provo a intanto condividere, avvio la presentazione e proviamo a condividere lo schermo. Allora, un attimo solo. Lo schermo, perfetto. Condividi, ok. Adesso tra un attimo si dovrebbe iniziare a vedere, se mi potete dare conferma. Sì, perfetto. Bene, grazie. Ok, grazie a tutti. Intanto mi presento, sono Giacomo Fioroni, responsabile del progetto Smart City del Comune di Trento, e in tema appunto dell'intervento è quello proprio di vedere come l'utilizzo dei dati al Comune di Trento possa fornire quello che anche negli interventi precedenti è stato indicato come l'elemento che permette di gestire la control room, più che riguardo alla sola mobilità. Proprio la nostra idea è quella di utilizzarla in ottica trasversale per tutta la Smart City, andando però a vedere appunto nell'intervento che faccio il tema della mobilità e del trasporto pubblico. E come è stato mostrato, e non mi dilungo tanto su questo, c'è proprio il tema dei dati e quindi
della Smart City, che vede appunto la parte centrale relativa a una piattaforma dati che permetta, così come nel modello Agid, di gestire proprio i dati che vengono dalle varie infrastrutture, che per quanto riguarda, grazie anche alla sensoristica, che per quanto riguarda la mobilità sono una certa tipologia appunto di dati che possono arrivare appunto da quelli dei mezzi, dal trasporto pubblico locale, dalla colonia di ricarica, dalle sonde esistenti, telecamere disponibili e anche tutti i vari mezzi utilizzabili. Ecco, l'obiettivo quindi è quello di avere una piattaforma di dati in cui raccogliere appunto dati provenienti da diverse fonti, appunto quelle di cui abbiamo detto, sia che queste siano strutturate e ottenibili tramite l'IoT, in maniera strutturata, con modalità standard, non standard, oppure anche già esistenti in applicativi legacy. Tutto per metterli alla fine assieme e poter fare appunto delle analisi, storicizzarli soprattutto prima, gestirli al meglio per poi fornirli a strumenti di analytics, appunto di dashboard, ma anche a una vera e propria control room, esporli dove è possibile in modo open e anche utilizzarli per dei servizi. Ecco, alcuni scenari, ma molto molto velocemente, che abbiamo anche già realizzato, alcuni li stiamo terminando, altri sono già attivi, altri sono in fase di realizzazione, anche grazie a tutta una serie di progetti europei che sono in corso. Allora, uno ne è stato parlato prima, l'ha parlato prima Fight, quindi e anche Bruno lo conosce benissimo, è un progetto che è C-Roads 2, appunto dell'uso dei dati anche del trasporto pubblico, ma soprattutto dei sensori della parte del semaforo, delle sonde esistenti sulla strada, appunto per una gestione intelligente dei semafori, quindi per gestire la luce verde, quindi sistemi glosa, oppure il tempo di attesa per il verde forniti ai mezzi, così come dare priorità ai veicoli del trasporto pubblico, in prospettiva un po' a tutti, e a ulteriori mezzi insomma di trasporto, così come rilevare automaticamente il rosso. Un altro esempio gestito sempre tramite C-Roads 2 per i stalli blu, ma anche per ulteriori stalli che sono quelli per i disabili di carico-scarico, è appunto la parte di riuscire a recuperare l'informazione in real time sui parcheggi disponibili. Questo appunto grazie a dei sensori annegati nell'asfalto o posti a raso appunto sull'asfalto stesso, che forniscono il dato tramite una rete LoRaWAN, lo inseriscono nella parte di piattaforma dati e grazie a questo vengono gestiti i servizi, ad esempio verificando tramite app o ulteriori sistemi, appunto come detto anche direttamente disponibili alle auto, le informazioni sui parcheggi disponibili, e così come resi anch'essi in open data, e poi degli strumenti appunto di dashboard per fare dei controlli. Un altro esempio invece è l'utilizzo di telecamere, in questo caso col progetto The Center, e l'intelligenza artificiale studiata in cloud ma portata on edge, e in modo tale da realizzare quella che viene chiamata un digital twin, quindi una rappresentazione gemella però virtuale della realtà, in modo tale da poter fornire degli avvisi acustici e anche visivi per migliorare l'attraversamento in sicurezza dei pedoni, quindi segnalazioni sia verso le auto che verso i pedoni stessi. Ecco, un ultimo punto, no, un penultimo punto è quello ancora dell'uso delle telecamere, in questo caso grazie ai progetti Marvel e Protector. Questi sono appena iniziati, però appunto per utilizzarli sia telecamere che anche sensori audio per permettere l'analisi e gestire situazioni potenzialmente pericolose in piazze, luoghi pubblici, luoghi di culto e sulle strade. Questo per portare il dato appunto all'interno della nostra piattaforma di dati e fornirlo poi anche degli allarmi sia alla polizia locale che ad altre strutture che possono andarlo a utilizzare. E un caso concreto che riguarda in questo caso la micromobilità, ecco, pubblica, quindi monopattini in questo caso, in sharing, che è un tema molto in voga comunque nelle varie città ormai in questo periodo,
che è un tema appunto in cui in realtà il comune in questo caso fa da regolatore, fa un bando e poi sono operatori privati invece che gestiscono il servizio. Questo grazie al progetto Stardust appunto stiamo provando a gestirlo in maniera organica, nel senso che in questo momento a Trento vi sono 2 operatori, Bit e Wind, in questo caso, che forniscono il servizio, ci mettono anche a disposizione, volendo, delle dashboard specifiche per i loro mezzi, ma anche abbiamo richiesto nel bando di assegnazione che fornissero tutti i dati tramite delle API. Ora abbiamo portato tramite i dati delle API le informazioni relative ai noleggi e la posizione in tempo reale dei mezzi nella nostra piattaforma di dati, assieme a dati degli incidenti e delle segnalazioni, e grazie a questo stiamo costruendo appunto dei servizi che sono delle analytics interne per valutare anche l'efficacia appunto del servizio e l'impatto che ha avuto, per appunto estendere poi il bando e vedere se ritarare o meglio anche alcune scelte operative. Fornire dei servizi di alert alla centrale operativa, ad esempio nel caso in cui dei mezzi siano rubati, portati in altri punti della città, e avere anche l'indicazione in tempo reale appunto di tutti i mezzi e l'opportunità di fornire queste informazioni, e soprattutto anche la possibilità di analizzare gli stessi dati della micromobilità con quelli del trasporto pubblico, con quelli del bike sharing, con quelli dei passaggi appunto delle auto, proprio in un'ottica di analisi della mobilità. Ecco, due brevissimi flash, alcune analytics che sono state realizzate riguardano appunto i percorsi, quindi i noleggi, quanti chilometri, quanti percorsi, la lunghezza media, gli orari, gestiti appunto con uno degli strumenti che in questo caso abbiamo usato Grafana per la realizzazione di dashboard, ma c'è anche Cyclotron che vogliamo andare a utilizzare. In questo caso è per un operatore, ma l'obiettivo è appunto quello di verificarli e di aggregare assieme quello di entrambi gli operatori. Questo è quello relativo all'uso dei mezzi in real time. Ecco, da questo è il risultato, che era un dato che ad esempio l'operatore non forniva, è il risultato che in realtà il bando prevedeva che venissero messi su pista 300 mezzi, e in realtà l'operatore ne ha messi 120 in questo momento sulla città, e quindi questo è un primo dato che appunto verifica l'effettivo rispetto o meno del contratto. Ecco, in realtà per fornire queste dashboard e partendo dalle API c'è un gran lavoro, nel senso che c'è da prendere il dato, ottenere il token, riuscire a usarlo, ma soprattutto anche gestirli, integrarli tra di loro e storicizzare, soprattutto quelli relativamente ai dati in real time, prendere tutto il pregresso e poter fare in modo soprattutto di verificare se tra i dati a disposizione delle API sono quelli che poi si vogliono effettivamente controllare, perché in quel caso bisogna fare tutto un lavoro appunto di gestione dei dati, che è la parte necessaria per profili professionali che sono quelli di data scientist, di data engineer e di data analyst. Ecco, possibili nuovi scenari per la mobilità e non solo in quest'ottica. Il primo punto è quello che abbiamo proprio in corso sul monitoraggio, le azioni, gli indicatori previsti dal PUMS e dal PAESC, in modo tale da utilizzare tutta questa aggregazione di dati per riuscire a gestire al meglio gli indicatori previsti, le azioni e il monitoraggio quindi di tutte le azioni previste dai piani, e anche magari sfruttando ulteriori dati che possono essere quelli utilizzabili da operatori telefonici, ad esempio, oppure l'evoluzione di percorsi ciclabili, così come l'analisi di tutti gli altri dati e un'analisi centrale, come è stato citato anche prima, della mobilità, che non dipenda solo dall'analisi del trasporto pubblico, del bike sharing, l'analisi solamente della viabilità, ma appunto un'analisi complessiva della mobilità, così come anche usare gli stessi dati, ad esempio, per il turismo o per la gestione di altri aspetti. Ecco, mi fermo qui e questa era la presentazione. Grazie. Bene, grazie Giacomo, una presentazione molto interessante, come al solito. Fate sempre delle cose molto interessanti, ma devo dire anche gli interventi che ti hanno preceduto ci hanno illustrato un quadro abbastanza variegato, tutto sommato anche, diciamo, da nord a sud in maniera abbastanza esaustiva. E visto forse il poco tempo che abbiamo a disposizione, non so se magari
c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda particolare oppure rivolgere una richiesta di chiarimento alle presentazioni che sono state fatte? Se no provo poi io a riassumere. Allora, vediamo se riesco a riassumere, che magari poi sono temi e spunti di riflessione che porteremo anche alla sessione plenaria. Le presentazioni, ripeto, sono state molto interessanti. Tutto sommato io ho preso qualche appunto e penso che si possa in qualche misura, come dire, aggregare tutte le esperienze e cercarle, come dire, in qualche modo di metterle sotto un comune denominatore. Beh, intanto, diciamo, possiamo, come è ovvio che sia, identificare i 3 attori principali che ruotano intorno a questo particolare contesto, che sono le aziende da un lato, cioè le aziende di trasporto sono quelle che praticamente gestiscono il servizio, quelli che noi chiamiamo enti di governo qui nel Veneto, che sono sostanzialmente le organizzazioni amministrative che hanno il controllo e hanno anzi il compito di gestire il contratto di servizio e quindi poi di provvedere al monitoraggio e all'erogazione dei contributi alle aziende. Ruolo che spesso in altri contesti e in altri territori magari viene svolto dalle agenzie della mobilità, soprattutto nelle città più grandi o nelle città metropolitane. E poi il terzo livello, il terzo attore che opera e che ruota intorno a questo mondo abbastanza complesso, che è il gestore dell'infrastruttura, diciamo il comune o comunque il gestore della rete stradale, che è anche il soggetto che si occupa di gestire la rete, l'infrastruttura, gli eventuali sistemi di centralizzazione semaforica, insomma un po' quello che dicevamo prima rientra fortemente nel concetto dei cosiddetti ITS, dei sistemi intelligenti di trasporto. Su questi 3 livelli poi ovviamente si concentrano e si concentreranno anche, io credo, nel prossimo futuro i temi che dovranno essere oggetto di forte sviluppo. Beh, uno è l'integrazione tariffaria. Ci sono degli esempi che sono stati rappresentati che sono anche molto avanzati, per esempio la bigliettazione unica in Campania, cioè una soluzione che è stata implementata e che copre l'intero territorio regionale. So che ci sono altre esperienze in Piemonte, in Lombardia e anche in altre regioni italiane o in altri contesti territoriali che raggruppano, aggregano più bacini di trasporto. Ecco, una scommessa ovviamente sarà quella, come dire, in qualche modo di rendere interoperabili queste infrastrutture, di riuscire a portarle ancora ad un livello più alto che un po', anche se diciamo magari andrebbe approfondito meglio in altri contesti, ma è un po' il tema del MaaS, cioè della Mobility as a Service, cioè della possibilità di utilizzare servizi nell'ambito della mobilità che non prevedano di essere circoscritti ad un particolare territorio, ma che magari un domani consentano a un residente di Verona di potersi collegare da qualche parte e magari pianificare il proprio viaggio fino a Trento avendo un unico punto di accesso per l'abilitazione o viceversa in Sicilia o in Campania. L'altro argomento è quello del dato. Come diceva Ratto, per la Regione Campania è in effetti un argomento di particolare interesse perché il cosiddetto data room previsto dall'autorità di regolazione è un argomento che andrà poi approfondito e ovviamente va poi codificato secondo protocolli tra azienda e comune per l'attenzione massima alla privacy, che ovviamente questo deve dare, ma ovviamente non si può prescindere da questo perché altrimenti non si riesce poi, come dire, a dare la possibilità al terzo ambito operativo, che è quello dei gestori dell'infrastruttura, di erogare servizi, per esempio, nei confronti proprio delle aziende di trasporto, per esempio la priorità semaforica agli impianti semaforici, che è un beneficio enorme da questo punto di vista in termini di velocità commerciale.
Quindi diciamo che gli argomenti tutto sommato ci sono molto complessi, però meritano tutti una grande attenzione, e direi che sostanzialmente possono essere raggruppati esattamente in questi 3 macro ambiti. Io direi che probabilmente ci siamo anche per ricongiungerci alla sessione plenaria, perché sono le 12:15 e non vorrei rischiare di essere tagliato mentre sto parlando. Quindi io credo che ci sia la possibilità, come vedete in basso a destra c'è un pulsante lascia sessione, questo vi dà la possibilità di lasciare il tavolo e di riunirvi alla sessione plenaria principale. Grazie a tutti.